Buonasera, ospiti di questo nostro approfondimento è Giovanni Parisi, imprenditore agrigentino, Settimio Biondi, operatore culturale, e l'artista Gianni Provenzano. Vi ringrazio della vostra partecipazione. Parleremo di un ambizioso progetto che l'imprenditore Giovanni Parisi intende portare avanti, un progetto denominato Agrigento 2025, che sarebbe un contenitore di iniziative culturali, ma diamo la parola a Giovanni che meglio ce lo spiegherà. Prego. Sì, ho detto bene, caro direttore. Sì, è un progetto molto ambizioso, in quanto partiremo appena il Covid ce lo consentirà, però dietro le quinte già stiamo lavorando ed è un contenitore abbastanza pieno di iniziative, tutto legato alla città di Agrigento. Agrigento ha festeggiato, diciamo tra virgolette, l'anno scorso 2600 anni di storia, però questo non toglie che possiamo anche festeggiarla anche dopo il 2020. E ho tratto spunto da questo anniversario e dall'almanacco Vive Agrigento che io avevo prodotto negli anni passati. Avevo prodotto 3 volumi, 3 almanacchi. E da questi volumi ho messo su una serie di iniziative che tendono a valorizzare, a far conoscere la città di Agrigento, sia dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista turistico. Agrigento intesa come centro storico, Agrigento intesa come Valle dei Templi e Agrigento intesa come personaggi storici che hanno lasciato un profondo solco in questa città, in vari ambiti. E iniziando con l'almanacco che conterrà tutte queste notizie, un almanacco di 440 pagine, con all'interno tutti i giorni della settimana, e per ogni giorno della settimana ci sarà una scheda che parlerà o del centro storico o della valle o dei personaggi e di tante altre cose. Ecco, partiremo con l'almanacco, dopodiché inizieremo il progetto più importante, che è la realizzazione, ecco qua ne abbiamo una per esempio, la realizzazione di una cinquantina di sagome in ferro, tutte che verranno dipinte dal maestro Provenzano e saranno riprodotte su una sagoma in ferro alte 2 metri e le collegheremo nelle varie ville che ci sono a Agrigento, cominciato dalla villa Bonfigli e coinvolgendo anche qualche altra villa che Agrigento ha. Insomma, in vari posti della città. Perfetto. Fermo restando, diciamo, Certo, le autorizzazioni comunali e dell'amministrazione. Ecco, queste sagome rappresentano la storia di Agrigento, dalla fondazione fino ai primi del Novecento. Noi abbiamo avuto diversi personaggi importanti, dai fondatori, Pistillo e Aristide, a Foderà, per esempio, Pirandello, e passando anche per qualche nomi noti, insomma, nomi noti di Agrigento. e nomi meno noti, ma altrettanto importanti. Io ho scoperto per esempio che Agrigento ha 3 medaglie d'oro al valor militare, cioè persone che magari ormai sono sparite dalla memoria degli agrigentini. Prendiamo per esempio Ardi Castro, che è stato il mecenate che ha messo sulla Valle dei Templi per come la vediamo oggi noi. Parliamo di Piero Marconi, di Foderà, di Gallo, l'onorevole Gallo che è stato presidente della Camera e anche ministro più di una volta. Cioè, ecco, tutta una serie di nomi che vogliamo lasciarli, mettendoli in queste ville, a futura memoria per gli agrigentini, certo, e anche per farli conoscere ai ragazzi, specialmente ai ragazzi, e perché no, creare questa mostra, diciamo, permanente che diventa una sorta di itinerario turistico. Ecco, il turista che viene da Agrigento, oltre a vedere le solite cose che noi sappiamo, avrà pure la possibilità di conoscere
questa, diciamo, questa mostra. Dopodiché, dopodiché passeremo con tutto questo materiale che abbiamo realizzato alla progettazione, veramente il progetto già ci stiamo lavorando, alla realizzazione di una mostra multimediale, per intenderci come quella che ho fatto su Van Gogh, utilizzando schermi e monitor grandi, per fare vedere in un unico percorso al turista, allo studente, ai cittadini la storia di Agrigento, da quando è nata nel 580 a.C. fino allo scorso anno. Bene, poi magari parleremo di altre cose. Settimio, parliamo di Beniamino, scusate. Ecco, parliamo di questa iniziativa. Perché hai deciso di sposare il progetto? Allora, ho immediatamente sposato il progetto di Giovanni Parisi perché ho colto in esso una grande ambizione. E quindi un progetto che non si esauriva nella piccola retorica di provincia, come spesso accade, ma che riusciva a guardare lontano. E proprio partendo da quello che lui è riuscito a fare a metà degli anni 90 con i suoi almanacchi, che sono stati dei volumi straordinari per certi aspetti, perché costituivano una sorta di radiografia non soltanto dei luoghi, ma anche dei personaggi di Agrigento. E questa iniziativa delle sagome in qualche modo si richiama a quella esperienza, ma vuole tutto sommato andare oltre, proponendo un vero e proprio catalogo ragionato delle personalità più illustri della nostra città. Ora, l'idea vincente mi sembra proprio quella di riuscire a dedicare un'iniziativa culturale fortissima proprio alle persone piuttosto che ai luoghi. I nostri luoghi li conosciamo tutti, li decantiamo, conosciamo le bellezze del nostro centro storico, del Colle di Girgenti, la straordinarietà della Valle dei Templi, la bellezza del nostro mare, però talvolta rifiutiamo di pensare che questi luoghi sono stati attraversati dalle persone. E siccome sono le persone che fanno la storia e non i luoghi fisici in sé, l'idea mi è parsa interessante proprio perché in qualche modo cerca di fare rivivere anche la temperie culturale degli anni in cui queste personalità hanno vissuto ad Agrigento, quindi partendo proprio dai fondatori di Acragas nel 580 a.C., che è ovviamente un'occasione straordinaria per poter celebrare i 2600 anni di storia di fondazione della nostra città, ma attraversando poi tutta una serie di altri personaggi che dall'antichità riescono ad arrivare ai giorni nostri. Così riusciamo ad avere in questo modo un quadro assolutamente chiaro, onesto, di ciò che l'Agrigento ha prodotto non soltanto in termini di bellezza fisica, ma in termini anche di intelligenza, di attitudine intellettuale, di spiritualità. Ecco, un modo per uscire fuori anche dall'idea che la nostra città poi si condensi soltanto in Pirandello e Empedocle. Certamente sono dei fari straordinari, sono delle direzioni inequivocabili per la nostra cultura, però dietro a Empedocle, dietro a Pirandello, nel vastissimo arco della nostra storia, dei nostri 2600 anni, ci sono tantissime altre personalità che abbiamo il dovere anche di riportare alla memoria. Ecco, è un'operazione proprio di reviviscenza di memoria. E ovviamente in questo mi ha convinto anche la presenza di un artista come Gianni Provenzano, artista straordinario, a cui chiaramente è affidata invece la parte, diciamo, appunto creativa, artistica, grafica dell'iniziativa. Ecco, è un modo per coniugare e tessere insieme le ragioni artistiche con le ragioni culturali, potendo offrire un'immagine di Agrigento che finalmente possa anche recuperare quella memoria che per certi aspetti è, laddove non perduta, quantomeno addirittura non conosciuta dagli stessi agrigentini. Bene, la volta di Gianni Provenzano, noto artista agrigentino, ma non solo. Ecco, Gianni, perché hai deciso di sposare il progetto di Giovanni Parisi? Ma io non è la prima volta che collaboro con Giovanni, perché avevamo già programmato un paio di anni fa un lavoro interessantissimo che era, Giovanni aveva pensato di creare una pubblicazione che poi doveva essere anche in un certo senso sviluppata in diverse situazioni, in diversi modi, ed era un po' una ventina di lavori che era la zona praticamente della Valle dei Templi e il centro storico.
lavoro che poi purtroppo dico, non è andato in porto per diverse ragioni che è inutile spiegare. Questo lavoro che Giovanni mi ha proposto l'ho trovato interessantissimo, è un lavoro che praticamente mi costerà una fatica credo notevole, considerando il fatto che dovrò praticamente riproporre attraverso estrapolazioni di fotografie per quanto concerne i personaggi contemporanei, e quindi dovrò realizzare questi 50 praticamente personaggi che io realizzerò praticamente in scala ridotta e poi verranno poi praticamente attraverso una elaborazione fotografica riprodotte su una superficie metallica con un procedimento particolarissimo dove praticamente verrà poi attraverso un taglio laser ricamato quindi cercando di seguire un po' la linea dei personaggi. Giovanni, un lavoro impegnativo. Ecco, quale target pensate di raggiungere con questa iniziativa? E se poi ci sono anche, pensate, anche strada facendo, di coinvolgere altri partner, no? Perché, insomma... Ma tutti i lavori che hanno una certa valenza sono tutti impegnativi, ovviamente. Però avendo alle spalle uno staff prestigioso, come lo storico Beverino e il maestro Provenzano, e poi altre persone che è inutile che l'elenco, grafici, personale specializzato, insomma. Specializzato comunque. Stiamo convergendo anche aziende del nord per certe situazioni che dobbiamo sviluppare, anche perché la nostra è un'ambizione abbastanza grande. Qual è? Noi amiamo Agrigento di fatto, no? Siamo persone che qualche volta magari la critichiamo, ma in realtà l'abbiamo sempre amata e l'abbiamo dimostrata attraverso le nostre attività. Io ormai da 40 anni che mi occupo di Agrigento, tra virgolette, no? Perché abbiamo anche con Parisi e con Gianni, 30 anni fa abbiamo realizzato un lavoro che era da pazzi, cioè abbiamo realizzato 100 cartelloni negli aspetti architettonici della provincia, li abbiamo messi in tutte le strade statali. C'è una cosa che io avevo visto, non mi ricordo se era in Umbria o in Toscana, e poi l'ho riproposta qua. E attraverso all'epoca l'ente provinciale del turismo abbiamo fatto questo, che allora non c'erano questi sistemi di stampa che ci sono oggi. È stato un lavoro Impegnativo. Ecco, anche questo, che tra virgolette lavoro impegnativo, però lo vogliamo portare avanti perché? Perché vogliamo lasciare alla storia, no? Questa vetrina, no? Questa vetrina riepilogativa di quello che è Agrigento. Perché la gente purtroppo oggi è molto distratta comunque, però se tu riesci a scuoterla con queste attività che devono essere però di un certo spessore, perché la solita cosa non interessa a nessuno, allora devi uscire fuori con, per esempio, le sagome portate così sparse per tutta la città. Io ho visto una cosa del genere in Polonia, in una città a confine con la Germania, Wrocław si chiama. Ho visto che c'erano degli gnomi alti 30 cm fatti in bronzo e li vedevo dovunque. Mi sono informato e poi ho comprato addirittura una guida e mi hanno detto che erano 300 gnomi che li avevano messi in tutte le parti della città. Ebbene, i turisti, lo sai cosa facevano? Andavano in giro a cercare lo gnomo, perché erano tutti diversi, erano una sorta di puffi, no? Come tutti i puffi sono tutti diversi, così erano quelle cose. Ecco, questa è stata. Se tu ora immagini queste sagome sparse per la città, diventerebbero anche una sorta di gita turistica, tra virgolette, per gli studenti delle scuole, no? Si prendono le scuole anche dai paesi vicini,
o anche le scuole quando ritorneranno a venire ad Agrigento, Certo. perché è piena Agrigento di questo tipo di turismo studentesco, no? Che gli dai la possibilità di fare vedere oltre la città e quindi li attiri in città, no? Dalla Valle dei Templi hanno un motivo in più per andare in città, andare a vedere ogni sagoma sarà alta, tra basamento e tutto è quasi 2,20 metri, una cosa del genere. Cioè, immagina in questa villa Bonviglio o nella villa di Porta di Ponte o nella villa Lizio, no? Ecco, a proposito, Lizio, un altro personaggio che pochissimi Conoscono, certo. per esempio, no? E fare vedere che cosa ha prodotto questa piccola città, no? Ma c'è una città che ha prodotto più di 50 personaggi, diciamo, che hanno lasciato veramente il segno. Ecco, io mi sento orgoglioso, a parte che diventa anche un'attività imprenditoriale, perché di questo io vivo, Sì. perché non ho altre attività, però è la soddisfazione, è come la stessa cosa che quando per esempio la gente l'incontro, spesso, in questo almanacco, no? Ne abbiamo fatto 10.000 all'epoca e vi posso garantire che li ho fatti con un autofinanziamento grazie agli sponsor, che all'epoca gli sponsor era facile avere. Ebbene, ancora oggi, siamo nel 2021, no? A distanza di 26 anni, spesso, signor Parisi, ma gli almanacchi gente ce l'ho te a lo casa, chiede. i miei figli Certo. l'hanno letto, abbiamo trovato tanti... Cioè, alla fine, l'almanacco è un contenitore di notizie, cioè, alla fine perché è un'opera d'arte, oppure... Però rappresenta uno strumento validissimo per la conoscenza di quelli sono i luoghi e le tradizioni. Un percorso culturale diciamo, ambizioso che diciamo, pensato anche in un momento particolare della vita dovuto al Covid e a questo momento in cui purtroppo la libera circolazione è un po' impedita per vie di queste zone gialle, rosse e arancione. Ecco, pensare di avviare questa iniziativa è sicuramente una cosa, diciamo, ambiziosa, no? In un momento difficile della nostra vita, già programmare insomma, il futuro, penso che sia una cosa anche ottima. Probabilmente proprio per il momento difficile è necessario con ancora più vigore e forza oggi riuscire a programmare anche il nostro futuro in termini culturali. Come diceva Giovanni Parisi, sostanzialmente il progetto delle sagome riuscirà a creare una serie di contrappunti cromatici sparsi un po' in giro per Agrigento, con particolare riferimento alle ville nelle quali mi auguro saranno collocate queste immagini. E mi piace proprio pensare all'idea di sagoma, perché la sagoma è in fondo il perimetro dentro il quale si può racchiudere anche la vita di un uomo, vita di uomini che hanno inciso sulla cultura della nostra città, hanno inciso talvolta anche correggendo la vita della stessa Agrigento e migliorandola. Ecco, credo che ci sia in questo progetto anche una fortissima tensione pedagogica. Io penso anche alle tante scuole che potranno in qualche modo poter apprendere la storia di Agrigento e dei suoi uomini proprio in dei percorsi che si potranno svolgere all'aria aperta in città, usufruendo anche delle didascalie che verranno proprio per l'occasione scritte e collocate alla base di ognuna di queste sagome. Anche perché Agrigento purtroppo è una di quelle città nelle quali dal punto di vista della toponomastica non segue all'indicazione delle vie anche il riferimento alla qualità dei personaggi a cui talvolta sono intitolate le nostre strade. Ci sono delle città in cui si fa sempre riferimento a filosofi, scrittori, perché talvolta le persone non conoscono realmente anche le persone che danno nome alla propria stessa strada. E in qualche modo credo che si possa sopperire anche con questa iniziativa a questo piccolo vuoto di memoria, a queste forme anche colpevoli di dimenticanza. Io penso a personaggi come Acrone, che è stato un grande medico, c'è una importante strada che tutti conosciamo, la via Acrone, è stato un importante medico e soprattutto riconosciuto perché è stato uno dei primi ad aver avuto un approccio di natura empirica rispetto alla medicina. Callicratide, che è stato un drammaturgo e un poeta. E pensiamo, Giovanni Parisi prima citava Gallo, che è stato 2 volte ministro, è stato presidente del Consiglio,
è stato soprattutto un grande giurista, un grande studioso di etica. Ecco, chissà ad Agrigento quanti... Insieme a Enrico. Insieme ad Enrico. Enrico che pochi conoscono. Esattamente, Ed Enrico diciamo, mi sta particolarmente a cuore Ezio D'Enrico perché me ne sono lungamente occupato in questi anni, probabilmente fra i pochissimi in Italia, tentando di riscoprire le sorti di questo grande scrittore agrigentino che ho definito e continuo a ritenere il più grande scrittore agrigentino dopo Pirandello. Nato casualmente ad Agrigento, ma agrigentino a tutti gli effetti, morto poi suicida nei primi anni 70, a Roma, è stato considerato sostanzialmente il padre del teatro dell'assurdo italiano insieme a Dino Buzzati. Ecco, è un curioso e felice paradosso che la città che ha dato i natali ad Agrigento abbia poi quasi accidentalmente, e questa accidentalità infonde un sapore fortemente pirandelliano, dato i natali ad Ezio D'Enrico, che oggi è un autore teatrale pressoché dimenticato, ma assolutamente di straordinaria importanza, molto rappresentato all'estero e pochissimo rappresentato in Italia. Ecco, esiste a Fontanello una piccola via Ezio D'Enrico e probabilmente coloro che vi abitano nemmeno sanno poi la grandezza di questo personaggio. All'interno di questa esperienza delle sagome ci sarà anche l'immagine di Ezio D'Enrico, per cui sarà un momento in cui Agrigento potrà non soltanto conoscere la propria storia retrospettivamente, ma credo che si potrà confrontare anche con i personaggi di un illustre passato, e credo che faccia bene al nostro presente e probabilmente anche alla costruzione di una identità culturale più solida e robusta che ci riguarda un po' tutti. Benemino, voglio fare una piccola parentesi. Lei è anche un esperto dell'Accademia Belle Arti Michelangelo all'interno del professore Prato, insomma una realtà molto importante nella nostra città. Ecco, ci sarà anche magari si può ipotizzare un coinvolgimento dell'Accademia nell'iniziativa? Sì, certamente sono convinto che Giovanni Parisi avrà un'interlocuzione con il professore Prato e con l'Accademia, che del resto è una istituzione universitaria di grande prestigio, peraltro ha sede dentro il centro storico, per cui ha assunto anche delle funzioni di socializzazione molto importante. Il professor Alfredo Prato è una persona anche di grande generosità, molto attenta ai fenomeni, agli stimoli culturali che possono giungere da questa iniziativa, quindi sono certo che potrà sposare di buon grado questa iniziativa, e del resto già lui anche in tempi passati aveva con Domenico Modugno in qualche modo ecco, tentato un'operazione insomma simile nel piccolo Belvedere Modugno che si trova su Piazza Sinatra, quindi sono certo che in qualche modo ci sarà una felice rispondenza di idee. Ovviamente questa volta lì si ricordava Modugno, che in effetti è stato anche dimenticato da Agrigento a fronte delle grandi battaglie che ha fatto per la chiusura del manicomio, dell'ultimo manicomio che era rimasto aperto sostanzialmente in Italia, e quindi quell'operazione fatta anche dal professore Prato è servito a ricordare agli agrigentini il contributo di Domenico Modugno, e certamente queste statue, queste sagome certamente serviranno però appunto a offrire una radiografia più certa e più chiara dei personaggi della nostra città, non dimenticando i tempi, il Novecento, quindi la nostra contemporaneità, perché ecco, anche lì l'idea non deve essere di retorica del passato, quindi soltanto personalità avvolte, diciamo, anche talvolta nelle nebbie mitiche della nostra storia, ma deve essere anche un modo per poterci confrontare serenamente anche con personalità che hanno attraversato il Novecento, persone che molto probabilmente in alcuni casi abbiamo anche conosciuto, e che quindi ci sono dei doveri di cultura, probabilmente anche dei doveri di amicizia rispetto delle persone che ci hanno lasciati e che abbiamo il dovere di ricordare. Gianni Provenzano ha nelle mani un'opera, un libro, in cui Giovanni diciamo, ci tiene parecchio, e credo che anche lei abbia contribuito. Era così un modo per parlare anche di questa iniziativa che Giovanni so che ci tiene tantissimo. Magari Giovanni, se vuoi dire due parole su questo libro, faccio notare un attimo alla telecamera, che è stato molto apprezzato nell'ambito dell'iniziativa Vivi Agrigento. Sì, parliamo di Vivi Agrigento, ecco, questo è stato anche una cosa molto importante, il nostro amico Andrea Carisi, scusi, che ha realizzato tutte le chine, tutti i monumenti, tutti i templi di Agrigento sono stati tutti un lavoro da pazzi. Infatti solo io gli potevo andare a proporre un lavoro del genere, però lui si è messo e ha fatto, non so se sono più di 150 disegni. Sì. Di qua, però a questo libro poi hanno partecipato
degli illustri storici, illustri professionisti. Cioè, ognuno ha preso un tema, no? Sì, sì, che ha parlato del centro storico, che ha parlato della storia di Agrigento, che ha parlato della Valle dei Templi, insomma, diverse persone. E proprio da qui io sto prendendo il materiale che mi sta servendo per realizzare, e anche per i personaggi. Però per i personaggi ho preso i nomi da qui. Sì. Di fatto le note riguardanti la biografia dei personaggi, la ricerca Vabbè, era, diciamo, sta facendo uno spunto anche per veramente. parlare di Ma una questo cosa che so che lei ci tiene in maniera diciamo, particolare. la dischi, da dove sto prendendo tutte le notizie per fare il prossimo almanacco, e poi è la storia dei Agrigento. Gianni, un percorso impegnativo anche da un punto di vista fattivo di realizzazione di queste sagome. Ma sì, sicuramente. Che idea, Ma diciamo, guarda, io dovrò sposeranno necessariamente nel farlo, attingere insomma. da fotografie e sarà un lavoro, devo dire, durissimo, impegnativo. Perché? Perché spesso dico, intanto sarà difficile nell'archivio anche andare a ricercare, a trovare fotografie che possano anche adattarsi al tipo di lavoro che devo fare, perché spesso e volentieri sicuramente mi troverò davanti fotografie in bianco e nero, no? certo. E io dovrò necessariamente poi dargli colore, eccetera. Mi piace l'idea, Sì. oltretutto, dico così, per quello che diceva Beniamino, e che mi ricollego anche un po' a quello che è stato detto precedentemente, dico, per l'aspetto principalmente pedagogico, che è importantissimo, proprio per conoscere e riconoscere, secondo me, in questa situazione. È quello che io trovo eccezionale, perché poi alla fine si fanno dei collegamenti che è inevitabile, no? Io vedo questi personaggi quasi pirandelliani, no? Perché ci sarà un aspetto molto teatrale di queste Sì, figure sì, che di insieme, insomma. sì, questo insieme, praticamente questa installazione che creerà un effetto proprio teatrale, a mio avviso, ed è molto interessante da questo punto di vista. Io lo vedo sotto questo aspetto anche, e quindi di conseguenza dico, mi intriga questo lavoro proprio in virtù di questa idea di colore che può dare praticamente, dico, questo insieme di figure, di sagome. Bene. Giovanni, parliamo di questa mostra multimediale, poco fa l'hai accennata, se Sì. magari spendiamo Infatti, qualche parola in più, infatti, e dove pensi di noi realizzarla, faremo un percorso, magari così Van Gogh l'hai questa io fatta vorrei farla a San permanente, Pietro, mi pare. vorrei farla permanente perché l'impianto ha dei costi abbastanza infatti. significativi. Vorrei ricreare in 50 pannelli tutti i passaggi della storia dal giorno in cui Ci vuole un bello spazio. certo ci vuole un bello spazio. Io ho chiesto già all'amministrazione, al sindaco, di poterla collocare in uno spazio già che ho individuato e che per ora lo comunicherò dopo quale sarà. Cioè vorrei fare questo percorso attraverso schermi, cartelloni, audio, musiche, cioè di che cosa è stata Agrigento in 2600 anni, attraverso tutta una serie, perché Agrigento ha avuto come grafici del Covid alti e bassi, cioè è nata nel 580, dopo neanche 10-15 anni è diventata una potenza, poi è caduta, è stata distrutta, poi è risorta, poi è caduta di nuovo, poi ha avuto 1000 anni di buio assoluto, cioè, poi si è ripresa, poi stiamo cercando di farla diventare anche una città turistica, una città, però purtroppo c'era già la ripresa, devo dire che già si iniziava a sentire, no? Perché Agrigento, che la chiamiamo tutta vocazione turistica, non aveva nulla di vocazione, però negli ultimi anni abbiamo visto sono sorti più di 300-400 B&B, sono sorti un sacco di attività legate al food, e devo dire la verità, prima del Covid già si vedevano, Sì. c'è la via Atenea che già era quasi scomparsa, no? Dal punto di vista commerciale, si è reinventata, insomma, reinventata. anche la via Pirandello, La via via San Pirandello, che era Francesco, dove sono insomma, nato io, che era tutte ormai le zone anonima. vicine, è proprio sul centro storico che tu vuoi fare anche Esattamente. un'altra iniziativa che fa conoscere il Colle di Girgenti. Sì, e
praticamente sempre preso da questo libro, ho ricavato tutte le schede di un itinerario che parte da Porta di Ponte e arriva a Porta di Ponte senza soluzione di continuità, incontrando 56 aspetti monumentali, storici, architettonici che possiede il centro storico. Quindi queste schede molto brevi, con una foto e una piccola descrizione, riportate poi in 7 lingue su un'applicazione. Ecco perché dico, sto anche coinvolgendo un'azienda di Milano che mi deve fare questa applicazione, perché oggi alla gente, onestamente, avere il libro in mano è diventato un po'... Certo, oggi ci con il sono telefonino, i social, cioè quindi praticamente partono dalla Porta di l'applicazione. Ponte, hanno questa applicazione che si scarica in maniera facile con il QR code, che lo posizioneremo anche nella Valle dei Templi e nei ristoranti. Cioè la gente fa la fotografia al QR code, subito c'ha questa applicazione, e mano a mano che cammina dalla via Atenea, sale da Santo Spirito, da Santo Spirito salita Cognata, arriva a San Girolamo, Duomo, scende dal seminario, arriva attraverso questa discesa fino all'Addolorata, dall'Addolorata ritorna, va verso il municipio, Porta di Ponte. Ecco, questo che cosa significa? Che bisogna intercettare, fino al prima del Covid avevamo quasi 1 milione di visitatori alla Valle dei Templi, però di questi pochissimi, nemmeno il 5%, salivano il 5% al si centro. dice che salgono. Che cosa si fa? Si dà questo interesse, no? E la gente facilmente viene lasciata a Porta di Ponte, si fa questo giro che ha la durata, può durare anche mezza giornata, perché Certo. in questa settimana si incontra, Un percorso impegnativo si incontra il museo anche. del Mudia, si incontrano Certo. il museo dei Filippini, il civico quando aprirà, il museo di Santo Spirito, cioè abbiamo tante di quelle cose, e poi lungo questo itinerario si possono aprire delle attività legate al ristoro. Ecco, bisogna poi, io sto lanciando questo sasso in uno stadio, poi chiunque può approfittare, anche senza avere a che fare con me, approfittare di questo itinerario. L'importante è fare conoscere questo itinerario, e ripeto, l'abbiamo fatto in 7 o 8 lingue credo, perché ultimamente abbiamo aggiunto anche il russo. Sono dei piccoli libricini da €1, perché sono 60 pagine. Se il comune le vuole acquisire e li regala a tutti i visitatori che entrano alla Valle dei Templi, perché il visitatore che entra gli si dà questo volumetto, Sì. no? Il volumetto lo guardano, magari vedono il QR code, lo fotografano, e non tutti lo faranno, ma molti speriamo lo faranno, e quindi questo servirà a dare un contributo a un rilancio economico della città, perché Agrigento, a parte il turismo, di economia, oggi non ha nulla, cioè non può attingere da nessuna parte se non al turismo. Bene, penso di arrivare alla conclusione. Questo è stato un piccolo assaggio di un'iniziativa che Giovanni Parisi, insieme a Beniamino Biondi e Giovanni Provenzano, hanno voluto lanciare. Li ringraziamo per aver scelto TVA per informare la gente, non solo, ma anche operatori culturali, di istituzioni che vogliono aderire all'iniziativa. Vorrei fare l'ultimo giro di conclusione con Settimio Biondi. Allora, concludiamo. Beniamino, scusate, io chiedo scusa, ma l'amicizia con tuo padre. Ecco, facciamo l'ultimo giro di domande a conclusione. Diciamo, di questa presentazione. No, penso che la conclusione la posso affidare proprio rilanciando e sostenendo nuovamente questa bella intuizione di Giovanni Parisi, cioè l'idea che in fondo il turismo è legato ai luoghi, ma può essere anche molto legato alle idee. Le persone in qualche modo per me rappresentano anche un'idea correttiva del nostro destino. Penso sempre come riferimento straordinario ad Empedocle, che è probabilmente il più grande agrigentino che abbiamo. Un uomo che in qualche modo è riuscito anche a venire fuori dalla propria classe sociale, era un nobile, era un ricco, ma con un approccio democratico alla vita, un uomo severo con la propria classe sociale, ma aperto e affettuoso e democratico con coloro che erano più poveri. Era riuscito ad Agrigento ad assumere un valore talmente eccezionale da essere in qualche modo mitizzato, al punto tale che
si riteneva che avesse le proprietà taumaturgiche e potesse guarire gli ammalati. Ecco, è stato un grande filosofo, è stato un grande uomo, è stato davvero un agrigentino illustre. Colui che oggi riporta la memoria culturale della nostra città nel mondo. E allora Agrigento deve fare turismo certamente con i suoi luoghi, con il suo presente, anche con il passato traumatico rispetto a ciò che abbiamo perduto della storia della nostra città. Però dobbiamo fare anche i conti con le persone che ci hanno preceduto, perché in qualche modo noi siamo l'effetto, l'esito, la conseguenza di quelle persone, nel bene e nel male, e credo che questa iniziativa nella sua sintesi possa riuscire davvero in questo obiettivo. Gianni, conclusioni prima di passare a Parisi? Io mi auguro che vada in porto, anche perché sinceramente dico, non vorrei ritrovarmi come nel precedente progetto di aver fatto un lavoro inutile, e quindi dico sinceramente non, con Fiduciosi e speranzosi, insomma, che l'iniziativa possa seminare e dalla semina, insomma, possa svilupparsi. Giovanni, come concludiamo questa nostra presentazione? Anche così? per dare più, diciamo, spessore alla speranza e all'ottimismo di realizzare questo progetto, io sto facendo tutto per portare il progetto pronto, intero, perché il nostro interlocutore è il comune di Agrigento, perché è il comune che ci deve dare i permessi, il comune è quello che ci deve dare tutto quanto necessario per fare quello che vogliamo, perché senza il comune non possiamo fare niente, che noi apparteniamo a questo comune. Certo. Allora, se il comune capisce che non è solo un fogliettino di carta che portiamo così tanto per parlare, ma stiamo portando un progetto di idee fatto da grossi professionisti, da grossi artisti, da persone che amano Agrigento e che vogliono fare emergere Agrigento, no? E persone che vogliono far sì che quello che si fa ad Agrigento non è la solita il solito evento parrocchiale fatto tra di noi, la solita festa nostra, no? Casalinga, ma io credo, dico, modestia a parte, che una cosa del genere, realizzata, messa, collocata, inaugurata, io penso che ne parlerebbe abbastanza l'opinione pubblica, ma anche forse oltre l'opinione pubblica di Agrigento. Bene, allora estendiamo l'invito al nostro primo cittadino, nella speranza che magari si possa aprire un'interlocuzione. Ringraziamo l'artista Gianni Provenzano, ringraziamo Beniamino Biondi e ringraziamo l'imprenditore Giovanni Parisi che ha scelto la nostra TVA per lanciare questo progetto Agrigento 2025. Grazie ai nostri telespettatori, buonasera, ricordo che la trasmissione si potrà vedere sul canale di TVA LCN 92 sul digitale terrestre, su YouTube e sui social Facebook. Grazie, buona serata. Ce la fa la foto?